Allora Michela, la prima da titolare per te dopo un lungo rientro per un infortunio. Come è stata la tua prestazione, anche se magari hai sofferto un attimino nel finale? Sì, finalmente sono ritornata a giocare dai primi minuti dopo tanti mesi di stop per vari infortuni e la mia prestazione potevo fare meglio, ho sbagliato anche un gol, potevo determinare la partita, agli ultimi minuti sì, si è visto, mi mancava il fiato, mi stavano partendo i crampi, però dopo il mister mi ha cambiato e ho cercato di dare il massimo. Spero di aver contribuito almeno un po', anche se poteva andare meglio in quel poco che abbiamo fatto, insomma. Complimenti comunque lo stesso, Michela. Per quanto riguarda la squadra, è stato un avvio sinceramente molto devastante quasi del Vittorio Veneto. Poi un attimino, pian pianino è un po' arretrato. Nel secondo tempo non trovava la via del gol e alla fine ne è uscito questo 0-0. Sì, siamo partite determinate e volevamo vincere, come giusto sia. E poi l'ultimo minuto del primo tempo siamo andati anche vicino al vantaggio. Purtroppo anche lì forse ci manca ancora qualcosa, quel qualcosina in più per buttarla dentro. Poi il secondo tempo loro sono state brave perché si chiudevano bene e noi non siamo riusciti a concludere quel poco che siamo riusciti a fare cioè, davanti alla porta e purtroppo è andata così. Domenica ci aspetta una trasferta difficile come oggi, che abbiamo giocato in casa, contro un Perugia che l'andata ci ha sconfitto per 1-0. Sì, hai detto bene, è una partita difficile nel campo del Perugia che anche gli anni scorsi, 2 anni fa, abbiamo sempre trovato il pareggio, mai la vittoria. Però secondo me lì andremo con più cattiveria, cioè dobbiamo. Uno per la classifica come è messa e due perché la sconfitta ancora dell'andata è dura da mandare giù, quindi sicuramente daremo il massimo per portare a casa i 3 punti. Allora, mister, mancava solo il gol oggi al Vittorio Veneto, perché per l'impegno non si può dire nulla. Sì, poi sappiamo che abbiamo trovato di fronte a una squadra ben organizzata, si è difesa bene, con ripartenze anche importanti, specialmente nel secondo tempo, quando poi abbiamo tentato di giocare un po' alla palla sopra, magari lasciando un po' scoperte anche le retrovie. Quindi sì, confermo, abbiamo sbagliato un attimino sotto porta perché forse qualcosina di più potevamo raccogliere oggi. Sì, c'è un po' di amarezza, è inutile nasconderlo, però da adesso in poi cambia ben poco perché comunque dobbiamo vincerle comunque tutte. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo falso, grazie anche comunque a un buon Castelvecchio. Non abbiamo capito perché, perché l'arbitro ti abbia allontanato, perché sinceramente dalla pacatezza che hai ogni volta in panchina ci è sembrato molto strano questo. Sì, sì, lì sicuramente ho sbagliato io, ho detto una parola in più e quindi giustamente mi ha allontanato. Faccio ammenda, sono quelle cose che magari prese un po' dagli eventi della gara è facile, non dico che sia giustificabile, è facile dire una parola in più, ammetto di aver sbagliato, quindi niente, noi comunque siamo pronti a già affrontare la prossima gara, quella di Perugia. E sappiamo che non sarà facile, come non è stato facile oggi, però non demordiamo, siamo lì sempre sul pezzo, siamo ancora primi a pari punti e quindi niente, chi adesso avrà più testa, gambe, cuore, credo possa portare avanti il proprio obiettivo fino alla fine. Ultima domanda tattica, ti volevamo chiedere una cosa che abbiamo notato. Tonon era in difficoltà, però hai preferito togliere Mantovani. Sì, poi alla fine ho messo dentro 4 punte, no? Alla fine poi Tonon l'ho vista un po' in difficoltà dal punto di vista fisico, ricordiamo che lei è un po' che non gioca pur essendo aggregata al gruppo da parecchio, quindi sicuramente non aveva ritmo fino alla fine, ho preferito un po' tra virgolette coprirmi un attimino lì sulla loro corsia di destra, però ripeto in quel momento lì avevamo 4 attaccanti e credo che per i giusti equilibri non potevamo osare di più. Se fosse osare dovevamo fare qualcosa di più, era proprio lì magari davanti quando magari una palla mezza sporca non siamo riusciti comunque a metterla dentro, quindi complimenti comunque anche chi da parecchio non giocava, come hai detto te la Tonon che ha fatto la sua onesta partita,
poi la Furlan è rientrata anche oggi a seguito delle partite di Ferrara, quindi ripeto, questo è un gruppo unito, l'ha dimostrato ancora e pensiamo, ripeto, alla prossima gara. Siamo con mister Varchetta, mister. Non voleva prendere gol questo Castelvecchio, ci è riuscito oggi e ha portato a casa anche un punto fermando la capolista. Sì, abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissi perché un po' la difesa è il nostro punto forte, quindi sappiamo di giocare con una squadra nettamente superiore, abbiamo detto facciamo massima attenzione e soprattutto diamo importanza a ogni pallone perché come all'andata abbiamo visto ogni pallone può essere decisivo, quando giochi con squadre così esperte, così convinte, e soprattutto prima in classifica, devi fare attenzione su ogni pallone. L'ho detto, se sono io l'avversario di un pallone, in quel momento non sono inferiore perché è una situazione che mi mette sullo stesso piano. Le ragazze sono state messe bene in campo, hanno resistito, abbiamo provato anche a fare qualcosa in più, però ci ricordavamo dell'andata, perché per vincere l'abbiamo persa addirittura, bisogna sempre rispettare la capolista. Infatti proprio dicevi di questo fatto, proprio perché nel finale con 2 occasioni il Castelvecchio poteva anche vincerla magari. È vero, però io vedevo con un occhio, guardavo le nostre azioni e guardavo di là, erano rimaste in 4 su, poi sappiamo che il Vittorio Veneto davvero ha una mentalità vincente, riesce anche a ribaltare situazioni negative, a vincere alla fine, proprio perché sa che la partita si allunga e con la qualità magari può prendere una squadra scoperta. Certo che abbiamo provato a vincerla una volta che mancavano 10 minuti alla fine, era un continuo batti e ribatti, va bene così. Comunque faccio un in bocca al lupo al Vittorio Veneto per l'ospitalità, per la correttezza, per il livello di gioco. E vediamo, che vinca il migliore. Adesso sono 2 super corazzate a pari punti. Noi giocheremo sempre al massimo fino alla fine perché vogliamo provare davvero ad esprimerci al massimo delle nostre possibilità, anche con queste squadre. È un modo per misurarsi e per vedere in prospettiva dove possiamo arrivare. In vista anche del prossimo anno e per concludere, per onorare giustamente anche il campionato, perché lo ha onorato il Padova domenica scorsa 0-0, l'ha onorato il Ferrara dove il Vittorio Veneto ha vinto 3-2, quindi tutte le squadre onorano esattamente come deve essere il campionato. Sì, è vero, deve essere così, altrimenti tutto quello di buono che diciamo sul calcio femminile ce lo rimangiamo, qui bisogna giocare al massimo, ma le ragazze la interpretano così diciamo, la loro attività, loro giocano al massimo, è il bello del calcio femminile. Diciamo che da una parte c'è la forza oggettivamente di una squadra come la prima in classifica rispetto a un'altra, però dall'altra parte c'è il fattore negativo dovuto alla pressione, perché vedevo che comunque una squadra che si gioca il campionato sa di non poter sbagliare niente e se dopo 20 minuti non riesce a far gol si innervosisce, ci sono passato anch'io. Quindi questo è un piccolo vantaggio che hanno le squadre che non hanno niente da perdere, ma soprattutto le squadre che non hanno niente da perdere ma anche a un buon livello e noi facciamo parte di questo gruppo. Comunque siamo terzi in classifica. Esattamente così, grazie mister Varchetta e in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie, crepi il lupo.